Buongiorno e ben trovati a questa nuova edizione della rassegna stampa di sabato 16 gennaio. Iniziamo quest'oggi dal Corriere delle Alpi, che in prima pagina, come titolo principale, riporta il seguente: persi 4.411 posti di lavoro, sfavoriti donne e giovani. Si tratta del tema della occupazione, un 2020 terribile anche sul fronte dell'occupazione in provincia di Belluno. È il secondo peggior dato veneto: turismo in ginocchio, senza addetti, localeria frena, edilizia controtendenza. Così riassume il contenuto del report sul mercato del lavoro contenuto all'interno del giornale. Ma vediamo la fotonotizia con cui il Corriere delle Alpi apre in prima pagina: schianto in autostrada, muore artigiano bellunese. Tragico incidente ieri sulla A27. Un van si è schiantato contro un camion e l'autista è finito incastrato sotto il semirimorchio. È morto così Mario Cerentin, noto parchettista 72enne di Piandelmonte, frazione del comune di Belluno. Ma andiamo all'interno del giornale. Rischio di pandemia fuori controllo. L'Italia arancione, 3 regioni in rosso. Si alza l'indice di contagio e da domani quasi tutto il paese ripiomba in lockdown, ma la mortalità decresce. Per fortuna c'è questo dato positivo e il Corriere delle Alpi propone anche una infografica in cui sintetizza che cosa si può fare e non si può fare con la fascia rossa, con la fascia arancione e con la fascia gialla. Il Veneto è in fascia arancione. In Lombardia scoppia la rivolta e Fontana, il presidente della Lombardia, si prepara al ricorso. Il governatore lombardo chiede al ministro Speranza di ripensarci e rivedere regole vecchie. Centrodestra all'attacco del governo. Gori, sindaco di Bergamo, chiede deroga per la sua provincia. Ricordiamo che la Lombardia viene classificata come regione rossa. Veneto arancione con RT inferiore a 1, Istituto Superiore di Sanità, contagi elevati, Zaia, curva in calo. Il governatore del Veneto, le scuole chiuse, comprendo la protesta. Il 1 febbraio una verifica, se il rischio è cessato riapriremo. Ordinanza per medici e pediatri, c'è l'obbligo di eseguire i tamponi anche a casa dei malati. Questa è l'ultima ordinanza della regione Veneto. Palù, un anno per vaccinare il 60-65% della popolazione. Il presidente dell'AIFA: la fornitura di AstraZeneca è decisiva per la nostra campagna. I nuovi progetti: ricerca sui monoclonali e sequenziazioni genetiche su vasta scala. Ricordiamo l'AIFA, l'agenzia del farmaco. Andiamo ancora avanti, sempre sulle pagine del Corriere delle Alpi. L'ULSS 1 Dolomiti rinnova il piano dei vaccini. Garantire i richiami è il primo obiettivo. Lo scopo è quello di accelerare le operazioni di immunizzazione. Ogni variazione dipenderà esclusivamente dalla disponibilità delle dosi. Quattro decessi in 24 ore in provincia di Belluno, sempre di persone Covid positive, ricoveri ospedalieri in leggero calo. Porte chiuse, affari magri, a Cortina solo 9 milioni. Uno studio sulla ricaduta economica dei mondiali: senza pubblico persi 39 milioni, ma il brand dolomitico metterà il turbo, stimati 5 miliardi in più di valore. Dolomiti Superski guarda già avanti sugli sci finché ci sarà la neve giusta. Il presidente Varallo chiede subito le linee guida. Resteremo aperti anche dopo Pasqua se le piste reggeranno. Questo è tra gli obiettivi naturalmente e tra gli auspici, nella speranza di poter riaprire quanto prima la stagione sciistica. Al momento il limite, salvo
successive verifiche è fissato al 15 febbraio prossimo per il riavvio degli impianti. Luci accese in sala e tavoli allestiti, la protesta di bar e ristoranti. Non chiediamo la luna, ma soltanto di poter lavorare. Azione dimostrativa per Io Apro, clienti tenuti fuori. Partita a carte senza vincitori, tutti multati. 400 euro a testa a Belluno, agli avventori trovati all'interno dell'Enoteca Il Piacere, che è stato chiuso per 5 giorni perché era aperto in orario non consentito. Stop anche al Mary's Bar di Sedico. Si serviva al bancone. Andiamo sempre avanti sulle pagine del Corriere delle Alpi per arrivare a quelle che il giornale dedica alla provincia di Belluno e che si aprono con il resoconto dello schianto in autostrada che è costato la vita a Mario Cerentin. Una comunità sotto shock, persona sempre disponibile, così si intitola il suo ricordo. La protesta di Cavarzano, 500 no alla variante Veneggia. Il comitato ha consegnato al sindaco la petizione promossa poche settimane fa. Si chiede di togliere dal PAT il prolungamento di via Ugo Neri nell'area residenziale. Bruciati in un anno 4.411 posti di lavoro, segno negativo per turismo e occhialeria. E qui si approfondisce quella che è stata scelta come apertura del giornale di questa edizione di sabato 16 gennaio. Fondi a chi investe per salvare le botteghe. 65 piccoli imprenditori aiutati con le risorse di provincia e fondo di confine, assegni da 2.000 a 80.000 euro previsti dal bando che si propone di sostenere i negozi di vicinato. Persi in 10 anni 500 negozi. Dal POZ dei commercianti, delle associazioni dei commercianti, in montagna le spese lievitano. Servono interventi. Gli albergatori al comune di Belluno, via la tassa di soggiorno per tutto l'anno in corso. Questa è un'altra misura di sostegno richiesta all'amministrazione pubblica. Ed eccoci sulla pagina di Feltre. Il sindaco Perenzin per la pace con Feltreghiaccio. Comune disposto a chiudere il caso. Gli uffici si erano opposti alla prima richiesta di 531.000 euro, scelta premiata dall'esito della perizia che è stata svolta. Ora si tratta sulla base di circa 100.000 euro, mancano ancora dei dettagli giuridici, attendiamo la scelta della cooperativa. Pala Rossa, progetto ancora bloccato. Scopel, sindaco di Sarenda Grappa, si tratta di un progetto strategico per Feltre e per il Primiero. Il tunnel, denominato Pala Rossa, risolverebbe i problemi di traffico lungo lo Schener. Regione Veneto e ANAS erano d'accordo, poi più nulla, sottolinea Scopel. Tiene la droga in casa, 20enne di Quero, nuovamente nei guai. Il ragazzo era già stato beccato dai militari la scorsa estate. Nella notte individuati a Feltre 4 bengalesi irregolari. Taglio del 50% dell'indennità di carica del sindaco e della vice in comune a Cesio Maggiore. ACC, sul futuro incombe la crisi di governo. Ministri al lavoro per salvare la fabbrica di Mel, ma tutto dipenderà da cosa succederà a Roma. Sindacati in ansia. A metà settimana attesa la risposta dell'Europa sul finanziamento che consentirebbe di procedere con il progetto di fusione tra la ACC e la ex Embraco, azienda in provincia di Torino, per formare un grande complesso dalle prospettive, si spera naturalmente, incoraggianti. Ponte piange il mobiliere Damian, ha dedicato la vita all'artigianato. La comunità scossa per la scomparsa del 58enne, padre di 3 figli.
colpito dal coronavirus, era ricoverato nel reparto di rianimazione di Belluno. Rintocchi di campane e annunci social. Tambre farà festa per ogni nuovo nato. Il comune ha deciso di dare un segno positivo alle famiglie. Già festeggiato Enea, venuto al mondo all'Epifania. Strada chiusa per la Slavina. A Podenzoi si alza la protesta nei confronti dell'amministrazione di Longarone. Stop al transito degli autotreni già dalla rotatoria di Igne. Veneto Strade e ANAS hanno accolto l'appello del sindaco di Val di Zoldo, installando a Longarona la segnaletica per i TIR. Questo per rendere sempre transitabile la provinciale che conduce in Zoldo, la provinciale 251, al momento appunto vietata ai camion di grandi dimensioni a causa della frana che l'ha tenuta chiusa per un mese e che ora è riaperta, ma in condizioni da non consentire appunto il passaggio di grandi automezzi. Richieste decine di milioni per i cantieri a Livinallongo. A Rocca Pietore la priorità è sotto guida con il Ru de Levinel e la Valle del Serrai. Alleghe domanda fondi per 5 progetti. Colle sistemerà la viabilità montana. Si tratta sempre di lavori a seguito della tempesta Vaia. Cerve sbranate dal lupo vicino a un'abitazione nella frazione di Parù di Cencenighe. Al via le prime iscrizioni al nuovo nido integrato di Sant'Antonio di Tortal in comune di Borgo Val Belluna. Ed eccoci sulla pagina di Cortina. Infrastrutture olimpiche, non c'è traccia della SPA. Interrogazione del capogruppo PD in Commissione Finanze. La società doveva nascere a settembre 2020, a rischio la tempistica dei lavori. In ballo 2 varianti lungo la Lemagna e alcune importanti opere ferroviarie. La Dobbiaco Cortina pronta al via, iscrizioni limitate a 600, la gara si correrà il 23 e il 24 gennaio, il prossimo fine settimana. Per i coniugi Sorpaes è tempo di pensione, il Nuvolao, storico rifugio nel territorio di Cortina, cerca una nuova gestione. Ed eccoci in Comune di Auronzo, Malga Misurina, CIA Belluno critica la riassegnazione. Gestita per 23 anni dall'azienda che fa capo a Cella Dadan, con questa scelta immotivata rischia di finire nelle mani di imprese pusteresi, la sottolineatura. Ed eccoci a Perarolo, per la Busa del Cristo, intervento risolutivo. Il comitato lo ha chiesto incontrando il neoprefetto Bracco. La risposta negativa delle istituzioni sarebbe inaccettabile, sottolinea. Vale 150.000 euro il piano asfaltature al via in primavera in quel di Calalzo. San Vito di Cadore, oggi l'ultimo saluto a Lino del Favero Fouro. E andiamo ancora avanti sul Corriere delle Alpi con una notizia di carattere sportivo. Li Russi e Basso arruolabili nel Belluno che va a Cartigliano. Siamo nel campionato di Serie D. Per l'Union Feltre, che milita nello stesso campionato, sbagliare non è più possibile. Sul campo di Adria servono risposte. E infine il San Giorgio Sedico, sempre per lo stesso campionato, il derby è già in archivio. De Chan, ora vogliamo continuità. Il derby è quello disputato in settimana, disputato e vinto contro l'Union Feltre. Ma passiamo al Gazzettino di Belluno, che apre la parte riservata alla provincia con questo titolo: Io apro, fanno tutti dietro front. I baristi e ristoratori della provincia hanno rinunciato a violare per protesta le norme contro la diffusione del virus. Luci accese o cartelli all'esterno, ma nessuno è entrato. Chiuse per 5 giorni una enoteca in cui si giocava a carte. Si tratta di una enoteca di Belluno. E la foto notizia della prima pagina del Gazzettino di Belluno: Cristallo, primi clienti dopo 4 mesi. Dallo storico albergo una sfida alla crisi, storico albergo di Cortina d'Ampezzo.
Tamponi senza code, 800 in meno, l'epidemia rallenta. Continuano a calare i numeri dei test e non solo perché le regole sono cambiate. Con un numero inferiore di positivi crolla anche l'attività di tracciamento. Aggiornato il piano vaccini, si provvede ad accantonare le fiale per fare le seconde dosi. I baristi non sfidano le regole, tutti chiusi. E qui c'è la relazione, l'approfondimento del titolo dell'apertura scelta per la prima pagina. Clienti impegnati a giocare a carte, per il bar scatta la chiusura di 5 giorni. Somministrazione alternata al banco e da asporto, oltre all'enoteca e il piacere, guai anche per il Mary. Martedì controllati 74 locali, giovedì altri 74. A fronte soltanto di 2 provvedimenti nella settimana. Il Covid, come scalare gli 8.000. La testimonianza dell'assessore alla cultura Marco Perale, che dopo quasi 2 settimane in un letto d'ospedale ora è a casa. È stato sotto ossigeno, ma è riuscito a vincere la sua battaglia e ha davanti i 10 giorni di convalescenza per recuperare le forze. Ho avuto paura, essere in camera da soli è come partire per un'uscita solitaria in montagna, ha sottolineato. Ad oltre le vette ho ascoltato i racconti di tanti alpinisti e della fatica di respirare in vetta. Così è stato per me. Questo virus è un mostro orrendo, ma non è negandolo che lo combattiamo e nemmeno riaprendo i ristoranti. Strada interna della Veneggia, a Cavarzano, 552 cittadini dicono di no. Schianto in A27, muore a 72 anni. Si tratta della notizia dell'incidente mortale occorso a Mario Cerentin di Piandelmonte. Deceduto sul colpo, era alla guida del suo furgone. È finito contro un tir lungo la A27. Ex infermiere, dopo la pensione lavorava come artigiano. Ieri stava andando da alcuni fornitori in provincia di Venezia. In 10 anni perse 500 aziende. La provincia aiuta i negozi. Schianto alla Rossa, in comune di Belluno, auto finisce nel fosso per evitare uno scontro. Comune Feltreghiaccio, è quasi pace. Vicini a una transazione nella vertenza dopo l'esclusione della cooperativa dalla gestione del palazzetto in cui era da 30 anni, ma l'amministrazione comunale si toglie qualche sassolino dalla scarpa ripercorrendo la vicenda sulla quale non era mai intervenuta fino a questo momento. Addio Don Vinicio ha lasciato un vuoto. Il ricordo di Son-Ranzen di Don Vinicio Marcon, sacerdote che per anni è stato pilastro della comunità. Droga nascosta bene in casa, cane la fiuta, 20enne nei guai. Blitz dei carabinieri giovedì a Querovas, l'unità cilofila ha scovato lo stupefacente, trovati 10 grammi tra hashish, Maria, LSD, chetamina. Il ragazzo denunciato. L'Amon ha approvato in extremis il regolamento edilizio. Nella seduta del Consiglio Comunale del 29 dicembre non sono mancate le critiche per il ritardo con cui la materia è stata presentata e poi discussa. Progetti sportivi, a Santa Giustina serve 1 milione, per piscina e impianti di via Pugliere si punta ai fondi europei. Arsier, c'è ancora tempo per vedere i 14 presepi realizzati a Incino. Asfalto crollato in Valle del Mis, lavori con il bel tempo. Nessuna apertura, troppa neve, intervento impossibile per il momento. ACC Europa passi avanti verso il prestito ponte, confronto tra prefetto, governo, aziende e sindacati per salvare lo stabilimento di Mel. Il ministro D'Inca ottimista, documenti consegnati. La sottosegretaria Todde, lavoriamo per dar vita a Italcomp, il complesso che vedrà insieme la ACC e la Embraco. Podenzoi, strada chiusa, aperta agli scuolabus. Il comune assicura che la Slavina verrà messa in sicurezza.
Anziano isolato in Zoldo, arriva il sindaco. De Pellegrin con le ciaspe ha portato viveri all'87enne Giovanni Cercenà, che vive da solo in mezzo al bosco. Sta bene, ma la neve caduta in questi giorni gli impedisce di percorrere il sentiero che lo collega alla frazione di Foppa. Nei prossimi giorni con il gatto il comune gli porterà anche altra legna da ardere per scaldare la casa. Cencenighe, troppa neve, spesi tutti i 30.000 euro dell'inverno. Area camper ad Alleghe, trasloco a nord, ma capienza di 70 posti. Il comune avvia uno studio di fattibilità per avvicinare al paese la zona parcheggi per auto e spostare quella per i caravan. Opera di impatto devastante, centralina sul Boite, bocciata. Siamo in comune di Cortina. Il Ministero ha respinto il progetto di centralina idroelettrica sul torrente, esulta il comitato che aveva dato battaglia per convincere il comune. Malga Misurina, un errore fare la gara d'appalto. La Confederazione degli Agricoltori difende la famiglia Cella che dopo 23 anni deve cedere la gestione del sito. A Calalzo nuove asfaltature, già blindati, la parola è scritta tra virgolette, 150.000 euro. Stroncato da un infarto a casa, Marco Molin, di Auronzo, aveva 49 anni. Una morte che ha destato profonda impressione nella comunità di Auronzo. Juniores nazionali, nuovo rinvio. La ripresa, prevista proprio oggi, invece bisogna attendere fino al 13 febbraio. Il morale delle squadre messo a dura prova. Si tratta di calcio giovanile. Lista, Paoletti e Somacal raccontano amarezza e ansia dei giocatori. Gli allenatori lavorano molto sulla psicologia. Quell'anonimo Belumat è un accademico. Sotto il misterioso pseudonimo dell'autore della fabulosa storia di Messer Tony Padele si nasconderebbe Gregorio Piaia, professore emerito di filosofia all'Università di Padova, di origine agordini. Il libro è un'allegoria divulgativa sul paradiso perduto. Si chiude qui questa edizione della rassegna stampa. A tutti voi il più cordiale a risentirci.